Partiti è lo starter che ha col suo colpo di pistola dato un via ce l'avevo sulle spalle, quello di te ho fatto la curva così. La vista che ho usato, mi sono caduto su. terzo posto per Chiara Molinari, Atletica Trento, 11:43 e una lotta in casa, questa dedicata agli anni 40 perché tutte quelle atlete vengono dalla Atletica Trento, Martina Uezzo, 12:59, Giorgia Tomasi, 13:53. Mentre i 2000 cadetti hanno 2000 metri, categoria cadetti hanno Angelica Abbellaga, Atletica Clarina Trentino 20 e 24. Allora, appello dei 2000 cadette. Quando verrà ultimata questa gara si potrà andare più via veloci per recuperare un po' di tempo, visto il numero considerevole di batterie nei 60 metri piani, negli 80 metri piani, dunque un grossissimo lavoro da parte dei giudici che cercano un po' di ottimizzare i tempi per fare in modo che non ci sia. Un'errata cornice per quanto riguarda due categorie, 80 metri piani cadette e cadetti. Mi dicono dalla regia che c'erano state alcune imprecisioni sui risultati. Secondo posto per Gloria Piccoli, Atletica Clarina Trentino 10,87, Lisa Bona, Atletica Tillotti 10,72. Dai Gabri! Perché fa freddo? Andiamo ad 80 piani, gruppo sportivo Valsugana Trentino, 9,74 per Filippo Giacomoni, Atletica Trento. Dai Mese! Dai Senti, dai Berti, dai! Ultimo giro per il 315. Petrolio 315 corrisponde al nome di Senataio Masè per l'Atletica Trione. Ancora 300 metri per lui, forse poco meno. Ultimo giro anche per il Petrolio 30, Gabriele Bissoni, Atletica Trento, 5,45, 5,48 in questo momento il terzo sport. Ultimo giro anche per il Petrolio 175, Gabriele Conti e Taglia il traguardo in questo momento. Del tempo di 7,38 piccola del campionato 315 Senetaio Masè, secondo posto per l'Atletica Val Chiese, si tratta di Massimiliano Dotti,